Sindaco Cerini, dopo 2 anni l'inaugurazione di questo parco è veramente un gran traguardo. Sì, direi finalmente, perché insomma è stato tanto sofferto tutto il percorso e l'iter per arrivare all'inaugurazione di oggi. Possiamo finalmente quindi riconsegnare questo polmone verde ai castellanzesi che tanto insomma lo desideravano in questi mesi, insomma sollecitavano il completamento delle opere che consistono sostanzialmente nella revisione della parte diciamo di gioco bimbi con il posizionamento di nuovi giochi, la realizzazione delle pavimentazioni antitrauma, la realizzazione di quella che era originariamente la pista da ballo, che resterà pista da ballo, ma durante il giorno potrà essere utilizzata sempre dai bambini per il gioco dell'oca. È stato realizzato un labirinto, sono stati posizionati dei giochi calistenici, quindi per diciamo un'utenza più adulta rispetto invece all'utenza di bambini e famiglie. Sono stati ridisegnati i percorsi che consentiranno l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi finalmente questo parco potrà essere utilizzato anche da portatori da persone disabili che potranno finalmente percorrerlo, sostare nelle aree dove sono stati posizionati gli elementi di seduta creati come nel caso per esempio del gioco dell'oca, sono stati creati abbracciando un po' anche l'andamento del terreno, la collina, e quindi sono stati creati proprio questi elementi per implementare anche le possibilità di stare, di sedere, di ritrovarsi in questo parco e di stare in compagnia. C'è anche la videosorveglianza. Assolutamente sì, è un impianto che comunque è servito da telecamere e quindi è videosorvegliato. È stato rifatto poi con un altro pacchetto, perché tutti questi interventi rientrano all'interno di un finanziamento di Regione Lombardia. L'importo è di circa 200.000 euro. Poi con un altro pacchetto insomma, di lavori abbiamo rifatto anche l'impianto di illuminazione, quindi con la sostituzione delle vecchie lampade alogene con delle luci a LED. In questo caso parliamo del pacchetto di relamping che ha interessato la sostituzione dell'impianto di illuminazione di tante aree verdi, quindi dalle più grandi come Parco Cantoni, Parco dei Platani, il Parco di Via Morelli dove è stato completamente rifatto l'impianto di illuminazione. Bene, in questo pacchetto dei parchi anche quello di Via De Gasperi, quindi anche delle piccole aree verdi di quartiere sono state interessate da questo altro pacchetto proprio legato al rifacimento dell'illuminazione.